Il programma LIFE è il principale strumento finanziario di sostegno alla politica ambientale della Comunità Europea, che finanzia progetti ed iniziative per l'ambiente e per la conservazione della natura. Avviato nel 1992, il LIFE ha permesso fino ad oggi la realizzazione di oltre 3.500 progetti distribuiti tra i 27 Stati membri dell'Unione Europea, contribuendo al mantenimento dei patrimoni ambientali attraverso l'erogazione di circa 2,5 miliardi di euro. Attualmente è operativa la quarta edizione del programma, denominata LIFE+, che resterà in vigore fino al 2013. Per il periodo 2007-2013, LIFE+ ha stanziato 1,7 miliardi di euro per progetti sulla conservazione della natura, sulle tecnologie ambientali e sulla comunicazione in materia ambientale. LIFE+ prevede 3 componenti tematiche: LIFE+ natura e biodiversità, LIFE+ politica e governance ambientali, LIFE+ informazione e comunicazione. La parola ai protagonisti. Presentato quest'oggi all'Auditorium di Rivignano il progetto STAR, che rientra nel cosiddetto progetto LIFE per il recupero di quest'area importante, sottolineiamo importante, per quanto riguarda l'ecosistema della Bassa Friulana e dello stesso Friuli Venezia Giulia. Sì, questo è l'atto conclusivo, perlomeno dal punto di vista simbolico, di questo progetto. In realtà è l'inizio di una rinascita di questo territorio dal punto di vista naturalistico, perché questo è il primo tassello che consentirà di concentrare una maggiore attenzione su questi territori, sulle specificità boscate, ma non solo, per cui speriamo sia un buon avvio. All'inizio, come sempre, qualcuno storce il naso perché vede un qualcosa che magari in passato non ha visto, poi quando il tutto si materializza il giudizio è diverso. Il passato è per l'appunto passato, l'importante è guardare al futuro, cercare di perseguire, adesso una parola un po' di moda, lo sviluppo sostenibile, ma andrei ancora oltre, bisogna cercare di migliorare la situazione in un'ottica che veda l'ambiente come motore stesso dell'economia locale. Si possono a questo punto aprire molte strade, no? Decisamente sì, la cosa più interessante è vedere l'interesse anche dei comuni limitrofi per questo tipo di iniziative, il che può consentire nel medio periodo di raggiungere una certa massa critica necessaria allo sviluppo di questo territorio. Un volano per far ripartire il Friuli. Un possibile volano per far ripartire all'inizio questa zona e può essere un territorio di sperimentazione proprio per un nuovo modello di sviluppo. In tempi in cui si parla tanto di globalizzazione, no? Di modernità, cosa vuol dire il progetto LIFE? È un progetto moderno perché la ricostruzione di ambienti naturali in passato non esisteva, in passato avveniva l'incontrario, era l'uomo che doveva a scapito degli ambienti naturali trarre di che sostenersi. Adesso ci si è resi conto che un certo equilibrio tra le due cose non solo è necessario ma è anche auspicabile, proprio anche per motivi di qualità e di valore del territorio stesso. Assessore Tonizzo, siamo all'ultimo chilometro per quanto riguarda questo progetto LIFE, il traguardo è vicino e il risultato ottenuto come previsto in anticipo. Ma sì, l'ultimo chilometro direi abbastanza faticoso. Sono ancora un po' emozionato dalle immagini che abbiamo appena visto del progetto, sono particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti questi 4 anni. 4 anni fa, quando ho cominciato, non sapevo bene a cosa andavo incontro. Il risultato c'è stato, la popolazione ha risposto, i dati sono adesso alla portata di tutti possono andare nelle aree piantumate e vedere cosa abbiamo fatto. Direi che la soddisfazione personale è altissima e ringrazio nuovamente, l'ho appena fatto in conferenza, ma lo rifaccio anche qui davanti a voi. Ringrazio veramente tutti i dipendenti del Comune di Rivignano e tutti i professionisti che in questi 4 anni sono riusciti a far ottenere questi risultati. A volte si dice non sempre le ciambelle vengono col buco, in questo caso il proverbio è stato smentito.
Ma direi proprio di sì, la ciambella è riuscita anche direi molto bene, il risultato c'è, la soddisfazione come ho appena detto è altissima. Senta, come tutti i progetti c'è sempre stato Bastian Contrario che ha un po' ostacolato all'inizio, no? Perché bisogna espropriare, dunque comunque bisogna fare, i soldi spesi male, eccetera, eccetera. Poi una volta che i risultati materialmente si sono ottenuti, si sale sul carro del vincitore. Sì, beh, questo è un tipico italiano, ma diciamo che è vero questo, durante questi anni le critiche ci sono state, è giusto che ci siano, ci stanno, noi amministratori dobbiamo sapere che ci sono, dobbiamo sopportare questo peso. Io dico sempre i morti si contano a fine della guerra e non all'inizio, quindi voglio dire, diverse persone che anni fa si trovavano ostili a questo progetto, hanno in qualche modo anche magari ostacolato lo sviluppo di questo progetto, oggi sono sicuro che hanno cambiato idea e l'attività fatta e il valore che Rivignano ha assunto in questi 4 anni è alla portata di tutti e quindi tutti possono capire e valutare quello che è stato fatto. Progetto Life, un piede nel passato ma in vista del futuro. Sì, questo progetto è vero, ha voluto togliere quella crosta di modernismo, no, che l'attività antropica dei nostri tempi ha fatto sulla natura. Abbiamo voluto riportare il nostro ambiente come lo era 500 anni fa. È stato un lavoro minuzioso, elegante nella sua attività e il risultato c'è stato. E quindi Rivignano oggi forse sta rivivendo un po' quelle che erano le bellezze ambientali di un tempo passato. Quando si lavora i risultati si ottengono. Bisogna lavorare sodo, bisogna essere costanti, bisogna impegnarsi e i risultati arrivano. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.